devi proprio appassionare. Riunita oggi l'ufficio elettorale ha deciso levi. sarà tenuto il referendum con trasferimento del quesito sui commi 1 e 8 dell'articolo 5 della nuova legge. Quindi si andrà avanti con il referendum, verrà fatto il Però il referendum non viene fatto più come prima, ma sui commi 1 e 8 della nuova legge, che consentono la produzione di... Saranno rifatte le schede? Penso di sì, adesso sarà comunicato al Ministero dell'Interno e quindi si procederà in questa sede. Quindi il quesito deve essere riformulato. Il quesito riformulato, praticamente il quesito nuovo dice: volete voi che sia abrogato il commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto legge con la legge 26 maggio 2011, quindi questa è la trasformazione del quesito. Quindi la Cassazione ha ritenuto che il governo con il decreto non abbia superato il quesito fondamentale del referendum. Ritenuto evidentemente, perché io non ho partecipato alla decisione, ritenuto evidentemente che questi commi potrebbero consentire, nonostante l'approvazione stabilita dagli altri commi, potrebbero consentire che comunque si proceda nel programma di localizzazione, attuazione del programma di emergenza. Trasferito, diciamo, come vi è consentito sulla nuova legge il quesito che era previsto. Consigliere, la decisione è stata unanime o c'è stata A maggioranza. Quali le motivazioni? Quelle non le so. Questo è il dispositivo soltanto, fino adesso. Poi saranno depositate le motivazioni. La maggioranza la sa? La maggioranza la sa? C'era mai stata una decisione così rapida in altri casi? L'ufficio elettorale decide sempre rapidamente. È un dovere, perché nella materia elettorale la decisione deve essere evolversi. I tempi sono quelli che sono. Ci pare che leggermente il suo nome e la sua qualifica? Il nome è Botta, Raffaele, e sono responsabile dell'ufficio stampa della Cassazione, vice segretario generale. Grazie. Grazie, sono Valeria.